Il sole e un clima estivo hanno accompagnato la 13ª edizione della Gran Festa del Mini Volley Trofeo Città di Jesolo, ospitata nel parco dello Sport Center Union Lido Vacanze a Cavallino. Un grande successo di pubblico e di atleti, ci sono oltre 250 bambini, all'incirca 500 diciamo in totale, compresi i genitori e i parenti. Siamo qua a Cavallino di Venezia su questa grande festa organizzata dall'Union Volley. È stato un successo di pubblico, dalla mattina fino al tardo pomeriggio, appunto oltre 500 persone presenti, una bella giornata che ovviamente questo aiuta, e una grande attenzione per far divertire sia i genitori che i bambini con questo bellissimo sport. Siamo alla fine del 13° torneo di mini volley Festa dello Sport qui a Cavallino, anche quest'anno all'insegna del bel tempo, con la partecipazione di una settantina di società, con 280 atleti al nostro attivo, e tutti felici di aver fatto una giornata all'aperto, e da ringraziare soprattutto i nostri sponsor, quali il camping Union Lido Vacanze, dove facciamo il torneo, che ci alloggia ormai da 13 anni e che ci presenta sempre una soluzione bellissima con campi messi perfettamente a posto. Quest'anno abbiamo anche il supporto della Banca Popolare di Vicenza, la filiale di Jesolo, che ci dà una mano per la manifestazione e ci dà anche dei gadget, ci ha dato delle coppe, e siamo molto felici di avere da supporto anche lei. E non dimentichiamo che il torneo si chiama Città di Jesolo, in quanto il comune di Jesolo dà questa possibilità alla società che attualmente è il numero 1 nel nostro comune. Le squadre, ciascuna composta da 4 mini atleti, si sono sfidate dalle 9 del mattino a pomeriggio inoltrato. E in campo non c'erano solo i bambini. Per organizzare il torneo, infatti, la dinamica società locale dell'Union Volley ha schierato una decina di volontari, con le atlete delle giovanili impegnate ad arbitrare. L'organizzazione comincia circa una settimana prima dell'evento e sono stati allestiti 12 campi dove vi partecipano 50 squadre che comprendono circa 200 bambini. Vengono allestiti degli stand gastronomici e vengono serviti pasti caldi con grigliata mista e patate fritte, e per l'organizzazione ci sono una decina di volontari che collaborano per questo evento. Noi facciamo l'arbitro ormai da 2 anni, da quando abbiamo smesso di giocare anche noi ai tornei. E lo facciamo principalmente per dare un contributo alla società. Noi giochiamo nel campionato Under 16 con la società Union Volley, e fare l'arbitro è vedere la partita da un altro punto di vista, quindi dall'esterno. Non potevamo certo dimenticare i protagonisti. Ecco le impressioni a caldo di alcuni piccoli atleti. Giulia, Diana, Zoe, Gaia. Mi è piaciuto tantissimo questo torneo. Anche mi è piaciuto tantissimo questo torneo. E mi è piaciuto fare il torneo. Mi è piaciuto tanto fare questo torneo e ho vinto. Medaglie e gadget per tutti e una coppa alle prime 3 squadre classificate di ciascuna categoria. Nei super di terzo livello, gli atleti di 13 anni, ha vinto l'Union Volley, al secondo posto il Lido Giallo, al terzo il Cinto.